Chiedo scusa, Russo, Padova in vantaggio a Grosseto, quarto minuto di gioco, gran tiro da fuori di Cacia, nulla da fare per Narciso, Grosseto 0, Padova 1, siamo entrati adesso nel quinto di gioco, ti restituisco la linea. A Grosseto si gioca il settimo, la situazione è già cambiata con il Padova in vantaggio, un gran tiro da fuori di destro finito sotto l'incrocio dei pali dell'incolpevole Narciso, una rete bellissima realizzata da Cacia, ottava marcatura stagionale per lui. Seguiamo adesso la risposta della formazione in maglia rossa che attacca con Petras da sinistra a destra in questo primo tempo e guadagna un calcio di punizione dal vertice dell'area di rigore, settore destro, secondo il fronte d'attacco della formazione di Guido Ugolotti, per fallo subito da Alfageme nel periodo non collegato. Oltre allo splendido gol di Cacia, una parabola che a incrociare da circa 20 metri ha fatto esplodere di gioia i 50 tifosi al seguito. Sempre Padova protagonista, dicevamo, prima con Cacia al secondo minuto e al quarto con Ruopolo, i due attaccanti indecisi al momento della conclusione. Non così però al quinto minuto Cacia che ha segnato un gol strepitoso. Tutto è pronto intanto per la risposta del Grosseto su calcio di punizione. Seguiamo velocemente questo tentativo ad opera dei maremmani. Ci sono due uomini in barriera, probabile a questo punto il cross all'interno dell'area di rigore ad opera di Petras o più probabilmente anche con un sinistro di Asante. Si perde però ancora tempo all'ottavo minuto. Grosseto 0, Padova 1, linea che va a Genova. Zoppicante è poi riuscito a riprendersi, sembra in condizioni di normale. Russo, interrompo ancora te, ti chiedo scusa da Grosseto, raddoppio del Padova, ancora una volta Cacia. La situazione al 36esimo al Carlo Zecchini, Grosseto 0, Padova 2, linea a te Ugo Russo. Grazie, Grosseto 0, Padova 2, minuti di gioco 39, approfittiamo dei 40 secondi concessi dallo studio per narrare naturalmente il gol del 2-0, porta alla nostra sinistra un bellissimo assist di Ruopolo che in rovesciata lato corto dell'area di rigore ha mandato in mezzo un pallone invitante, si è coordinato benissimo Cacia in anticipo su Petras, per meglio dire difensore esterno del Grosseto in netto ritardo, così nona rete stagionale per Cacia che ha superato ancora una volta Narciso. Calcio di punizione a favore adesso dei maremmani, Grosseto 0, Padova 2, 40esimo, linea Genova. Corrono i giorni che si avvicinano, che separano ormai al 13 maggio del 2012, 100 anni del Grosseto, corre meno il Grosseto in campo adesso nei confronti di un Padova che sta gestendo partita e risultato. Settimo minuto di gioco, Grosseto 0, Padova 2, Genova. E qui dunque c'è stato il gol di Eder dopo un minuto della ripresa, il merito è stato grandissimo di Renan che se n'è andato via. Scusa Mazzeo, il Grosseto riapre la partita, gol del bomber Sforzini, settimo di gioco, Grosseto 1, Padova 2, ti restituisco la linea. Baldonzè 2 ancora su Di Gennaro nell'area ospite. Il pareggio del Grosseto, Sforzini, nono minuto della ripresa, 17esimo gol stagionale per Sforzini, 2 gol in 2 minuti per lui. Grosseto 2, Padova 2, nono di gioco al Carlo Zecchini, linea che ritorna al Braglia di Modena. 2-2 con il Grosseto ancora in avanti, Ronaldo da Silva e il suo cross deviato dalla difesa, Gianlombardo ci prova di sinistro, il tentativo adesso di contropiede ad opera di Renzetti che parte da destra, si invola, si accentra Renzetti, potrebbe tirare, alla sua destra c'è Ruopolo, sbaglia tutto Renzetti che si porta il pallone avanti, poi pressing di Bentivoglio, ancora bene il Padova italiano, una bella combinazione con cross per Ruopolo anticipato da una bellissima uscita a terra dal portiere Narciso. Ebbene, se il lungo blackout di Cembrino in Padova-Torino dei riflettori all'Euganeo è stato risolto ieri dalla Corte di Giustizia federale con la conferma dell'1-0 maturato sul campo, verdetto che ha capovolto lo 0-3 a tavolino a favore dei Granata, il blackout qui del Carlo Zecchini, blackout del Padova tra il settimo e il nono tempo, naturalmente l'impianto elettrico non c'entra nulla, è stato decisivo per la rimonta dei Torelli Maremmani che più che attaccare a testa bassa hanno sfruttato gli svarioni difensivi degli avversari. In breve ricordiamo che al settimo minuto c'è il 16esimo gol stagionale di Sforzini a volo d'angelo su cross di Alfageme, al nono minuto Caridi di testa ha esaltato le doti acrobatiche di Perin ma era pronto per il tap-in vincente proprio Sforzini che così di gol ne ha segnati 17 in campionato. 14esimo, la nuova situazione, Grosseto 2, Padova 2, Genova. Umbria a Gubbio perché la loro squadra quando il cronometro Scusa Brughini, ti interrompo dallo Zecchini
Forzini, finale tra Grosseto e Padova 2-2. Nel finale gli ospiti due volte pericolosi, traversa piena con Italiano e poi Trevisan in mischia ha mandato incredibilmente fuori. Un blackout agonistico dopo quello elettrico che più che un anglicismo richiama per gli ospiti a un latinissimo mea culpa. Hanno subito 2 gol in 2 minuti e per il Grosseto va bene così. Finale dallo stadio Zecchini, Grosseto 2, Padova 2. Linea a te, Brughini.